sovraffollati, corse in numero ridotto. La municipalità di Venezia, Murano e Burano pretende da AVM e ACTV chiarimenti sui bilanci. Convocata il 4 giugno una commissione con le aziende e i sindacati. Con le riaperture di negozi, bar e ristoranti, Venezia e la costa tornano a popolarsi di visitatori dopo il lungo periodo di lockdown, ma secondo gli addetti ai lavori si annuncia comunque un'estate difficile. Veneto in prima linea nella ricerca di terapie per il Covid-19. Evelina Tacconelli, ordinario di malattie infettive dell'Università di Verona, racconta la sperimentazione di farmaci. 56enne di Milano muore a Tre Baselleghe dopo lo schianto tra un'auto e la moto su cui viaggiava come passeggera. Ferito in modo non grave una 34enne di Mira. Sarebbe una 75enne milanese ma residente a Venezia l'autore dei manifestini offensivi verso il patriarca e altri sacerdoti della diocesi. L'anziano è stato denunciato. Dovevano tornare al lavoro oggi, ma l'azienda ha respinto le loro richieste su turni e sicurezza. In quasi 150 hanno incrociato le braccia al call center di HL. La movida e le polemiche tra scienziati, la trattativa sui confini regionali e la questione elezioni. Stasera alle 21:10 Luca Zaia, ospite a Ring. Buonasera, ben ritrovati all'edizione veneziana dei nostri notiziari che ci porta subito a dare uno sguardo al numero dei contagi con la tabella aggiornata che ci racconta che cosa sta accadendo nella nostra regione nelle ultime 12 ore. C'è soltanto un caso in più in tutto il Veneto di positività da Covid-19. Il caso è proprio veneziano, ci sono 3 casi in realtà di positività al Covid-19, ma meno 4, quello che potete leggere in questo momento nella tabella, sono le assegnazioni in corso. Di conseguenza per ora il dato si ferma ad un unico caso positivo. Buone le notizie per quanto riguarda il numero totale dei positivi nel veneziano, sono 211, sono 2.655 invece dall'inizio dell'epidemia. Casi negativizzati, ovvero le persone che sono guarite, in tutto il veneziano sono 2.163. Ci sono stati 3 decessi nella giornata di oggi, nessuno di questi, nessun paziente è deceduto negli ospedali del veneziano. E partiamo questo notiziario con il tema dei trasporti. Ieri Venezia è stata presa d'assalto anche e soprattutto dai turisti, eppure il trasporto pubblico non è stato all'altezza, ancora molte corse sono decimate e dunque tutti i mezzi erano sovraffollati. Si chiedono i bilanci delle società. Chiarezza e trasparenza. La municipalità di Venezia, Murano e Burano pretende da AVM e ACTV chiarimenti sui bilanci. I conti delle 2 aziende sarebbero infatti additati come la causa di un servizio di trasporto pubblico che in questi giorni è stato spesso non all'altezza, con mezzi sovraffollati, corse in numero ridotto, fasce orarie ancora del tutto scoperte, utenti frastornati che si devono arrangiare. Convocata per il 4 giugno una commissione sul bilancio ACTV e AVM con aziende e sindacati. Per capire quelle che sono le difficoltà di bilancio e per chiedere come si può risolvere una situazione che non può proseguire così. I cittadini hanno diritto di viaggiare bene, in sicurezza, all'interno dei mezzi di trasporto pubblico. Mentre domenica a Venezia e il Lido sono stati presi d'assalto dai turisti e tutte le grandi città stanno tornando al regime di trasporti regolare, aggiunge Martini, solo a Venezia non si garantisce il servizio e il sindaco arriva a invitare all'uso dei mezzi privati, lasciando la laguna al caso. Come facciamo ad invitare se non siamo in grado di fornire un servizio adeguato di trasporto pubblico agli invitati e agli stessi cittadini veneziani? Semplice, dice Martini, vanno rimessi in strada e in acqua più mezzi e richiamati in servizio i lavoratori in cassa integrazione. I cittadini hanno bisogno di capire, di sapere, di conoscere. Ci vuole trasparenza, questa trasparenza la chiediamo. E fine settimana movimentato anche sulla costa, anche le spiagge sono state prese d'assalto, complice il bel tempo. Gli albergatori però continuano a ritenere che si tratterà di un'estate comunque difficile. Non solo Venezia è stata tra le mete preferite dei veneti durante questo fine settimana. Con le riaperture di negozi e locali, la libertà di spostamento, perlomeno all'interno della regione, la bellissima giornata e soprattutto la voglia di tornare alla normalità dopo il lungo periodo di lockdown, anche la costa veneziana è tornata a ripopolarsi di visitatori in quella che si annuncia comunque un'estate difficile.
I danni sono incalcolabili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Le attività economiche stanno lentamente riprendendo, è una corsa contro il tempo. Una corsa contro il tempo che al Lido di Venezia si è concretizzata sabato con l'apertura, probabilmente la prima in Italia, dello stabilimento di Blue Moon, una riapertura fortemente caldeggiata anche dal comune. Non è l'anno dei fatturati, anche se la nostra idea è che magari con un colpo di coda si riesca a recuperare, perché il tempo ci sta aiutando molto. I contagi zero, l'ha detto anche il presidente Zaia, stanno continuando a esserci, quindi abbiamo ragione di credere che già da giugno, per esempio, queste mascherine possano magari essere eliminate e quindi avere un ulteriore grado in più di libertà. Dal Lido di Venezia a Jesolo, se non si sa ancora quando arriveranno anche i turisti stranieri, presto la situazione potrebbe comunque essere tale da rendere difficile l'applicazione di alcune norme anticontagio, come quella sugli assembramenti. Da un paio di mesi sentiamo parlare di miliardi di qua, milioni di là, però sinceramente il comune di Jesolo fino adesso abbiamo visto quasi nulla. E quindi tutte queste norme che noi dobbiamo far rispettare in più comportano dispendio di energie, di risorse, persone in più per controllare la spiaggia. Adesso dobbiamo chiudere tutti i pontili. Tra i 10 metri quadri per ogni ombrellone, i pontili chiusi, sarà difficile contenere tutti, soprattutto nelle domeniche, nel periodo di Ferragosto e anche altri giorni. Stiamo parlando di tutti i danni che il coronavirus sta facendo sul territorio, ma ancora in questo notiziario non abbiamo parlato di ricerca e di cura. Adesso vi facciamo ascoltare la voce di un'esperta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che è arrivata oggi proprio alla sede della Protezione Civile di Marghera. Sentite. Cerchiamo di portare la terapia a casa del paziente il più presto possibile. Questo è lo studio ARCO, dove tra i farmaci che andiamo a somministrare in maniera randomizzata, controllata, approvato AIFA, c'è anche l'Avigan di cui parlava il presidente Zaia, che comincerà già da domani, comincerà dall'azienda ospedaliera di Verona e dalla USL 9, ha un disegno che ci permette di capire subito se funziona o non funziona, per cui ovviamente includeremo tutte le altre aziende il più presto possibile nel nostro protocollo. Il Veneto in prima linea nella ricerca di terapie per la cura del Covid-19. Evelina Tacconelli, ordinario di malattie infettive e tropicali all'Università di Verona, ospite del presidente Zaia nella sede della Protezione Civile Regionale di Marghera, fa il punto sulla sperimentazione di farmaci per curare il coronavirus. Farmaci diversi a seconda della fase della malattia, iniziale, intermedia o avanzata. Per esempio lo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che coordiniamo con l'Università di Verona, che si chiama Solidarity, è proprio uno studio che ci dà la possibilità di trattare con questi antivirali, tra cui è incluso il Remdesivir, forse il farmaco che in questo momento ha delle aspettative più alte, più anche è incluso in questo pacchetto l'interferone. Questo tipo di farmaci noi li somministriamo soprattutto ai pazienti in una prima fase della malattia. Consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, già docente all'Università di Harvard e direttrice dell'unità di ricerca clinica dell'Università di Tübingen, Tacconelli si augura non arrivi una seconda ondata di coronavirus, ma una risposta su questo la si potrà avere solo a partire dal 14 giugno. Un terzo filone di ricerca in Veneto è legato ad uno studio innovativo che ha un solo paragone negli Stati Uniti. Unisce per la prima volta un antivirale come il Remdesivir con gli immunomodulatori, quindi con farmaci, per capirsi, quelli che si utilizzano per alcuni si utilizzano per l'artrite reumatoide o per altre patologie reumatologiche, in cui noi combattiamo il virus e contemporaneamente abbassiamo le difese dell'organismo per evitare che ci sia una iperreazione. E alla sede della Protezione Civile si è parlato anche dei mondiali di sci di Cortina. Quello che ha voluto comunicare il presidente Zaia è la possibilità di un rinvio al 2022. Per non rischiare e anche per valorizzare fino in fondo il lavoro di tantissime persone, è giusto che ci sia il pubblico. La situazione che a noi sembra meno rischiosa è rappresentata dal fatto di ottenere il permesso di spostarli al 2022.
Ha atteso l'ufficialità della notizia data dal presidente del CONI Malagò, il governatore Zaia, per commentare la richiesta di spostare i mondiali di sci di Cortina da febbraio 2021 a marzo 2022. L'incertezza sull'andamento dell'epidemia ed il rischio di una manifestazione monca, magari senza pubblico, hanno portato alla decisione di chiedere il rinvio che viene visto dal presidente del Veneto come un'opportunità. Questo non vi nego che ci creerebbe una congiuntura astrale positiva rispetto alle Olimpiadi del 2026. E rispetto a un incastro internazionale. Ora si attende di sapere se la richiesta della federazione verrà accolta. Confido nella collaborazione dei nostri compagni di viaggio a livello internazionale, perché poi capite che c'è tutta una serie di incastri con la Francia, con altri paesi, però sarebbe un bel segnale. Non è una sconfitta, è la volontà di investire bene. Peraltro siamo a buon punto con i lavori sarebbero perfetti a questo punto del 2022, però che nessuno si azzardi a dire che vengono spostati i mondiali perché siamo in ritardo con i lavori, altra roba. È una scelta proprio ragionata. Una scelta, quella di chiedere il rinvio, supportata anche dalla relazione della dottoressa Russo, vertice della direzione prevenzione della Regione del Veneto, sui rischi sanitari. Il rischio di reinfezione ci potrebbe essere, lo dice anche l'OMS, per cui lei ha messo anche nero su bianco per la comunità internazionale che per la sanità del Veneto il rischio è reale. Dopodiché se il virus sparisce e come è arrivato se ne va e non si fa più vedere, noi siamo tutti felici, però abbiamo l'obbligo di dire anche che la preoccupazione c'è per il prossimo inverno, autunno-inverno 2020-2021. Zaia si è poi soffermato sulla movida selvaggia contro la quale la Regione ha realizzato anche uno spot e sull'ipotesi governativa degli assistenti civici contro gli assembramenti. Per me è una sconfitta, no? C'è una sconfitta dal punto di vista sociale, cioè pensare che devi mandare qualcuno a controllare perché qualcuno si indossi la mascherina che è come un farmaco salvavita, vuol dire che c'è un problema culturale. Sul caso degli assistenti civici si è espresso oggi anche il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, veneziano. Su questo non c'è nessuna polemica da fare, è un'ipotesi sul campo, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, se mai arriverà a buon fine questo accordo tra l'ANCI, tra l'altro, cioè sono i comuni che hanno chiesto questa cosa, non è che nasce dalla mente del governo, saranno assistenti civici volontari. Se invece qualcuno immagina che siano delle forme di controllo del territorio, se lo toglie dalla testa, perché una cosa è la polizia, è l'agente di polizia che deve fare questo per mestiere e all'interno di stretti ambiti della legge e preparato in maniera adeguata, altra cosa invece che sia un volontario che ovviamente non può fare queste cose. Parliamo di Acqua Alta, arriveranno nuovi fondi per le vittime dei danni, che hanno subito molti danni dopo il caso dell'Acqua Alta di alcuni mesi fa. Il commissario delegato dell'emergenza, nonché sindaco di Venezia, Luigi Brignaro, oggi ha firmato il decreto 21 con cui ha approvato il prospetto degli ammessi al contributo. Continua così il pagamento dei risarcimenti ai veneziani danneggiati dall'acqua Granda, che ad oggi sono arrivati a 1020 soggetti per un totale complessivo di oltre 5 milioni di euro. Con questo quarto pacchetto di risarcimenti saranno appunto risarciti 121 privati e 122 tra attività economiche, produttive, sociali e di culto. La pagina della cronaca: una 56enne di Mirano è morta oggi a Trebaseleghe, comune dell'Alta Padovana, dopo lo schianto tra un'auto e la moto su cui viaggiava come passeggera. Tragico incidente domenica sera a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe verso le 8:30. Nello scontro tra un'auto e una motocicletta, a perdere la vita una donna veneziana che viaggiava sul sellino posteriore della moto. Anche il conducente della due ruote è rimasto gravemente ferito e ricoverato in gravissime condizioni. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del SUAM 118 e l'elisoccorso. A dare l'allarme l'autista della vettura, che è stato sottoposto alle analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Manifesti offensivi verso il patriarca e gli altri sacerdoti della diocesi. Ci sarebbe un denunciato.
Avrebbe un nome e un cognome il presunto autore delle offese al patriarca di Venezia e ad altri membri della diocesi. I carabinieri, diretti dalla procura, hanno denunciato un 75enne residente nel Milanese, ma proprietario di un'abitazione in centro storico, il quale tra il gennaio e l'agosto 2019 affisse una serie di volantini sui muri dal contenuto denigratorio verso i prelati di Venezia, firmandoli con lo pseudonimo di Fratino. A inchiodare l'anziano un meticoloso lavoro di analisi di filmati di videosorveglianza privata e pubblica. Nella casa veneziana del 75enne, che è stato denunciato, sono stati trovati appunti, volantini analoghi a quelli affissi, oltre a supporti informatici che sono stati affidati a un consulente tecnico della Procura della Repubblica di Venezia per estrapolarne il contenuto. Avrebbero dovuto tornare al lavoro 150 dipendenti della sede di Marcon del Corriere DHL, ma oggi invece hanno scioperato. Sentite quali sono le loro rivendicazioni. Lunedì 25 maggio doveva significare il rientro al lavoro dopo il lockdown dei 150 lavoratori DHL. Rientro, ma a una serie di condizioni, avevano detto all'azienda. L'esame sierologico fatto a tutti, dai dipendenti diretti a quelli delle ditte esterne di facchinaggio e movimentazione merci nei magazzini e nella distribuzione finale. Inoltre, i dipendenti del servizio clienti DHL di Marcon avevano chiesto tempi più lunghi di pausa all'aperto per poter riprendere letteralmente fiato tra una telefonata e l'altra. Le richieste sono state respinte ed è scattata l'adesione quasi totale alla giornata di sciopero. Noi abbiamo fatto un tavolo di sicurezza, abbiamo fatto le nostre richieste, ma l'azienda si è impuntata senza darsi nessun tipo di motivazione di tornare il 25, non ci ha dato nessuna risposta su questo. Quindi noi ovviamente abbiamo dovuto scioperare. Problemi per raggiungere la sede di lavoro con i mezzi pubblici, scarsa comunicazione di legge sui casi positivi in azienda, denuncia la CGIL. Noi vogliamo lavorare, ma vogliamo lavorare in sicurezza, quindi concertare assieme all'azienda il ritorno, la fase 2, come previsto per legge. Vogliamo ritornare sul posto di lavoro e avere, come c'è sempre stato, un dialogo con l'azienda. È inspiegabile quello che sta succedendo. E se non abbiamo delle risposte da parte dell'azienda e si riapre una trattativa, continueremo all'oltranza e c'è tutta Italia in sciopero. Giugno è il mese antoniano ed è tutto pronto per la Tredicina del Santo. Ovviamente sarà una festa particolare proprio perché è necessario evitare assembramenti. Dunque ci sarà un volo spettacolare delle reliquie del Santo che in elicottero potrà benedire tutti i luoghi in cui il Covid è arrivato. E Rete Veneta, una televisione del nostro gruppo, riuscirà a mandare in onda per tutta la giornata le celebrazioni. L'abbraccio di Sant'Antonio ai suoi fedeli e a tutta la città quest'anno arriverà dall'alto. Il coronavirus ha tolto la possibilità ai pellegrini e ai padovani di assistere tutti insieme alla tradizionale processione per le strade della città. E così i frati della Basilica hanno deciso che il 13 giugno le reliquie e il busto di Sant'Antonio verranno portati in volo a bordo di un elicottero militare per benedire tutta Padova. L'evento sarà seguito in diretta da Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, che trasmetterà sempre in diretta anche tutti gli eventi e le messe previste dalle 6:30 del mattino alle 21 del 13 giugno. Abbiamo voluto fare in modo che il santo fosse sentito, presente e vivo come era possibile in questo tempo. Con l'assenza degli assembramenti, allora è il santo che in questo caso volerà con un grande abbraccio a voler essere proprio presente lì dove in particolare alcuni luoghi sono diventati simbolo della fatica, delle difficoltà di questo nostro tempo. Quindi l'idea che il santo raggiunga con la sua benedizione, salirà con il suo busto, con la sua reliquia su un elicottero e raggiungerà Vo, raggiungerà Schiavonia, raggiungerà Campo San Piero, il luogo dove insomma, il santo ha vissuto le ultime settimane della vita, per poi andare su Padova, agli ospedali, i luoghi significativi della città. L'elicottero con a bordo le reliquie del santo e il rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera, sorvoleranno le zone simbolo dell'emergenza di questi mesi. Benediranno il Covid Hospital di Schiavonia, l'ex area rossa di Vo Euganeo, l'ospedale di Padova e il carcere.
Un momento emozionante che le nostre telecamere faranno entrare in diretta nelle vostre case, così come gli altri eventi previsti per questa tredicina. Il cartellone culturale del Giugno Antoniano è stato ridotto a 4 appuntamenti, tra questi spicca il concerto di Antonella Ruggero all'interno della Basilica il 12 giugno alle 21, preceduto da una versione ridotta della rievocazione storica del transito del Santo e il concerto di campane che dall'Arcella si estenderà a tutta la città. Attraverso le nostre telecamere potrete gustare inoltre alle 21 di domenica 7 giugno la visita guidata nel cuore del Santo, scoprendo da vicino opere che solitamente si vedono a distanza dai banchi della navata. Una tredicina rivoluzionata dagli effetti della pandemia, così come venne 800 anni fa rivoluzionata la vita di Fernando, giovane canonico portoghese che decise di vestire il saio francescano e di diventare Antonio da Padova, il santo dei poveri. Ai bisognosi, in particolare alle famiglie in difficoltà dopo questo periodo e alle vittime dell'attentato terroristico in Sri Lanka dello scorso anno, sono legati invece i progetti sostenuti dalla Caritas Antoniana in questi mesi. In prospettiva anche nel Giugno Antoniano sono previsti tutta una serie di interventi e di progetti proprio legati al nostro territorio e legati anche a situazioni internazionali, perché Sant'Antonio abbraccia tutto il mondo, come sappiamo. A chiudere le manifestazioni del Giugno Antoniano, domenica 21, il concerto in Basilica dei Solisti Veneti. L'assessore alla cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, ha fatto sapere che anche per quest'anno, per tutto il mese di giugno, l'ingresso al polo museale, ovvero Musei Eremitani, Palazzo della Ragione e Palazzo Zuckerman, sarà gratuito per tutti. Il presidente Luca Zaia ci sarà come ospite questa sera nella puntata di Ring, condotto come sempre da Ferdinando Avarino, quindi oltre al presidente altri ospiti saranno il direttore del Gazzettino Roberto Papetti, l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, l'onorevole Roger De Menec, Flavio Pinton, Movimento 5 Stelle, il sindaco di Treviso Mario Conte e poi Arturo Lorenzoni, candidato governatore dell'area democratica. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi il telegiornale di Treviso e prima il meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Il nostro territorio è ancora interessato da una circolazione anticiclonica. Anche martedì 26 maggio sarà dunque all'insegna del bel tempo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata contrassegnata dalla presenza del sole un po' dappertutto, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Sulle zone prealpine e pedemontane nel pomeriggio sarà possibile qualche locale annuvolamento ma senza piogge degne di nota. Temperature in linea con la media del periodo, minime fino a 14 gradi, massime tra i 21 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento su tutte le province della regione, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime invece tra i 22 e i 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà simile con bel tempo prevalente, salvo per isolati acquazzoni sui settori alpini di confine, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime invece sui 25-26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.